Sono Mauro Mastio, sono di Cavui, faccio il calzolaio, vendo scarponi da caccia, trekking, abbigliamento, sempre di quel settore. Ho iniziato con la produzione degli scarponi sardi che sto attualmente facendo in questo momento. E principalmente questo, poi faccio riparazioni, cinture, sai, la gente ti chiede di riparare qualsiasi cosa, borse, scarpe, cambio tacchi, mezze suole, solite cose. Questa è la parte dello scarpone più difficile e precisa, a parte che devi farli bene a misura dopo sulle forme, cioè dopo, quando monti prima di montare la tommaglia. Però se il guardo l'è montato male si vede ed è brutto. L'attività l'ho aperta grazie al GAL nel 2021, anche se lavoravo già da prima come hobbista, avevo già iniziato, diciamo, però ho avuto modo di crescere di più, ecco. No, l'aiuto del GAL per me è stato fondamentale, forse non ci sarei mai riuscito senza il GAL, o almeno diciamo che mi ha velocizzato le cose. Vedi che adesso ho lasciato la metà del bordo qua per riempito, pareggiato lo scarpone, ok? Poi ci monto l'intersuola, la gomma e andrò a cucire nuovamente il tutto insieme, e poi andrà rifinito lo scarpone al banco di finissaggio e basta. Poi questi vanno tinti, mentre questi invece sono un altro pellame. Questi sono in anfibio, sono già neri, sono già finiti, pronti al ritiro, insomma. Ci vuole tanta pazienza, perché nessuno ti insegna niente veramente fino in fondo e non ti diranno mai tutti i segreti, neanche io. Si impara qualcosa anche sbattendoci la testa, perché è anche giusto così. Certe cose me le spiegavano ma non ti entrano subito in testa, quindi le capisci quando le sbagli. Qualsiasi cosa gli piaccia a un ragazzo deve impegnarsi per arrivare al proprio obiettivo, ecco, senza mai arrendersi. Non si arrende mai.